Iniziamo con il canto numero 448. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno d'ogni lode, non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ben trovati a voi. Questa è la mia prima messa qui a Gemona. Mi chiamo Padre Alfonso Cracco, sono vicentino, ho un altro fratello, frate, anche lui, si trova nel convento di Pavia. L'ultimo convento dove sono stato è stato il santuario del Frassino, Madonna del Frassino a Peschiera del Garda. E da giovedì sono qui, in questa comunità di frati minori, a servizio del santuario, della gente, onorando Sant'Antonio. Questo è un po' il nostro faro che ci illumina nel nostro cammino cristiano. Quindi saluto a tutti voi e per poter celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo.
O Dio che ti fai conoscere da coloro che ti cercano con cuore sincero, donaci la sapienza del tuo Spirito, perché possiamo diventare veri discepoli di Cristo tuo Figlio, vivendo ogni giorno il Vangelo della croce. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro della Sapienza. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatiche quelle a portata di mano, ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. Parola di Dio. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani rendi salda. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Filemone. Carissimo, ti esorto io, Paolo, così come sono, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onesimo, figlio mio, che ho generato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me, perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato ma volontario. Per questo forse è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre, non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo
sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere la pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Parola del Signore. Gesù è in viaggio verso Gerusalemme. Il Vangelo di Luca ha questa particolarità, lo costruisce sullo sfondo di questo grande viaggio che Gesù fa da Nazareth fino a Gerusalemme. Gerusalemme è il luogo dove darà la sua vita, dove dimostrerà il suo amore totale per noi, dando la sua vita per noi. E lungo questo cammino Gesù è seguito dai discepoli, seguito dalla folla, da tanta gente che lo segue per un tratto, poi si ferma. E in questo pellegrinaggio, possiamo dire, Gesù coglie l'occasione per istruire i suoi discepoli. E allora, nel cammino verso Gerusalemme, in questa domenica, non poteva mancare la croce, visto che è diretto a Gerusalemme e succederà quello che sappiamo. Perciò, dopo il discorso della porta stretta, della scelta dei posti, degli invitati, che abbiamo letto nei Vangeli di queste ultime domeniche, ecco, oggi Gesù ci chiede di verificare il nostro cammino con Lui, di verificare il nostro cuore e conseguentemente a saper scegliere. Ecco, ci guida ad andare alla verità che sta in fondo al nostro cuore. Ci invita ad andare con Lui, a portarlo nella nostra vita. Ma il Vangelo inizia con un versetto che dice che una folla numerosa andava con Gesù. E allora Gesù, guardando questa gente, gli sta dicendo: ma voi che mi seguite, sapete cosa vuol dire seguirmi? Sapete cosa vuol dire arrivare a Gerusalemme?
Ecco, li sta mettendo di fronte a una realtà vera. Se volete essere proprio miei discepoli, guardate, non dovete amare nessuno più di me, neanche il padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle. Dovete portare la vostra croce, la propria croce. Ecco, Gesù sta dicendo che seguire Lui non è una passeggiata tra gli ulivi, ma richiede un impegno solido. Ecco, altrimenti dice non può essere mio discepolo. Gesù non sta chiedendo di odiare il padre, la madre, eccetera, ma sta chiedendo di amare di meno, sta mettendo in ordine gli affetti e sta chiedendo che il primo amore deve essere per Lui. Quindi non si sta chiedendo di odiare, ma si sta chiedendo di amare meno per amare di più Lui. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Dirà un giorno. Sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E oggi dice, chi non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Ecco, questo significa che dobbiamo, come Gesù, essere pronti a tutto, magari al martirio, per realizzare il disegno di Dio. Ecco, Gesù sta dicendo che la croce in qualche modo è un passaggio obbligato della nostra vita, che ci piaccia o no, prima o dopo, in un modo o nell'altro, la croce ce la troviamo. Domenica prossima poi celebreremo l'esaltazione della croce, ecco, che è l'esaltazione dell'amore del Signore. Allora, se la croce per Gesù è il luogo, il modo di amare, un modo di amare totalmente noi, ecco, così anche per noi. Ecco, portare la sua croce, accettare quelle cose difficili di ogni giorno, ecco, farlo per amore del Signore, perché tutto quello che facciamo per amore rimane, il Signore ne tiene conto. Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno dei cieli. Ecco, allora noi, per poter mettere in pratica quanto il Signore ci dice, ecco, dobbiamo sempre chiedere quello spirito di sapienza di cui parla la prima lettura. Ecco, uno spirito di sapienza, la sapienza di Dio. La sapienza biblica non è sinonimo di intelligenza, di capacità intellettive, ma la sapienza deriva da sapere, avere il sapore di Dio, fare le cose con il gusto di Dio. Quindi questa sapienza che abbiamo chiesto, ecco, dovrebbe accompagnarci ogni giorno affinché possiamo mettere in pratica quello che il Signore ci chiede. Allora, per poter agire con sapienza e compiere il suo volere, abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore, un aiuto che Dio non nega a nessuno, ma che dobbiamo solo cercare, e allora compiremo tutto secondo la sua sapienza. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, la nostra partecipazione al sacrificio della Messa presuppone il desiderio di vivere da discepoli di Cristo. Imploriamo lo Spirito Santo di concederci questo dono. E diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore, per la Chiesa, nella sua volontà di arrivare al mondo per guadagnarlo a Cristo, usi delicatezza, pur senza sacrificare nulla delle esigenze evangeliche. Preghiamo. Per le autorità civili, vivano il loro impegno a servizio dell'uomo come una missione per la promozione di libertà e giustizia. Preghiamo. Per tutti i cristiani, sappiano che nulla si fa di grande senza le necessarie rinunce e che solo la croce può fecondare le loro attività. Per la nostra comunità, l'ascolto della parola e il nutrimento dell'Eucaristia facciano di noi forti e coerenti testimoni del Vangelo. Preghiamo. Padre, vieni in soccorso alla nostra debolezza e fa che per mezzo del tuo Figlio che ci hai donato, il tempo giubilare che stiamo vivendo porti in noi frutti di vera conversione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O
Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero
della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Sant'Antonio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare. Il canto numero 344. Noi annunciamo la parola eterna, Dio è amore. Questa è la voce che ha varcato i tempi, Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Dio luce, in lui non c'è la notte, Dio è amore. Noi camminiamo lungo il suo sentiero, Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Noi ci amiamo perché Lui ci ama, Dio è amore. Egli per primo diede a noi la vita, Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai.
Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Carissimi, dopo 11 anni di vita qua in Friuli, i superiori mi mandano ad un'altra destinazione, a Brescia, agli ospedali riuniti. Mi occuperò dei malati da seguire e quindi vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme, le attività condivise, e vi porterò nel cuore. Ora invochiamo la benedizione solenne nel tempo ordinario. Il Signore sia con voi. Dio Onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Il numero 482. Vergine Santa, Dio ti ha scelto con un palpito d'amore per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi t'acclamiam. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signore, portasti al mondo il Redentor. Piena di grazia noi ti lodiam. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.